prefetto, vice direttore generale della Polizia Vicario, e l'introduzione appunto del servizio della collega Anna Zoldan. Eccellenza, come ha ricordato lei, le nostre terre, perché lei è goriziano di origine, per noi è un grande orgoglio. Dicevamo terre che danno tanti uomini alle forze dell'ordine, eroi quotidiani, ha detto lei. Sì, gli eroi quotidiani che in silenzio ogni mattina si alzano, vanno a fare il loro lavoro, e sono gli uomini dello Stato, non solo della Polizia di Stato, ma di tutte le forze dell'ordine, delle forze armate, ma anche i professori, no? Cioè gli uomini dello Stato, dicevo, quegli uomini che sono abituati a chiamare il loro lavoro servizio, e se così è, penso che ci sarà un motivo per cui lo chiamano servizio. Oggi è comunque il momento di festa per la Polizia di Pordenone, perché l'inaugurazione di questa struttura, che è già abitata dalla Polizia, però comunque è un segnale di apertura alla città. La Polizia non è chiusa all'interno delle sue strutture, seppur belle come questa questura, ma la Polizia è sul territorio, in mezzo alla gente. Difatti oggi qui ci sono più ospiti che poliziotti, perché i poliziotti sono fuori a fare il loro lavoro, ma così deve essere. Però ecco, io voglio ringraziare, e approfitto di farlo attraverso voi, anche tutta la popolazione di Pordenone, tutto il pordenonese, per la vicinanza che ha sempre avuto e che ha oggi, e io sono certo avrà ancora per la Polizia di Stato. Senta, diceva servizio in mezzo alla gente, in momenti anche così difficili che sta vivendo il nostro Paese e un po' a livello generale tutto il sistema economico-sociale, quindi sempre più difficile un po' mantenere questo equilibrio e questo rapporto anche di confronto con la popolazione. Sì, io penso che, vedete, la sicurezza non è qualcosa al di fuori, no, dell'insieme sociale. Noi abbiamo diversi punti sensibili. Se noi mettiamo sul tavolo, no, della nostra scelta la scuola, la sanità, la famiglia, il welfare, la sicurezza, cosa scegliamo di più importante? Non lo so. Ecco, allora noi dobbiamo essere tutti comunque interessati a risolvere il problema. Dobbiamo essere disponibili a farlo, e io sono anche fiducioso, perché io penso che in fondo al tunnel c'è la luce. Dobbiamo essere anche, guardare in positivo ed essere sicuri che se tutti assieme facciamo qualcosa, tutti assieme riusciamo a tagliare il traguardo. Penso che questo sia veramente la possibilità che oggi tutta la gente, tutti noi dobbiamo darci, perché il traguardo che dobbiamo tagliare è un traguardo comune. Nessun traguardo è una vittoria individuale. Uno può tagliare il traguardo perché è il capitano di una squadra, ma se è il capitano della squadra vuol dire che c'ha la squadra alle spalle che gli tira la volata per tagliare quella famosa riga bianca. Abbiamo il portiere qua della squadra, Raffaele Padrone, segretario generale sicurezza e influenza dell'UGL. Dico portiere perché alla fine ti arrivano tutte le proteste, insomma, dei tuoi colleghi, no? E quindi devi farti interprete nei confronti anche di questi dirigenti. L'arrivo di Marangoni, no? Al di là che sia goriziano o friulano, no? Ma che rapporto c'è stato con lui? Beh, diremo che oggi la giornata è stata abbastanza particolare, proprio perché lo stesso Marangoni ha voluto incontrare i sindacati della provincia di Pordenone, quindi una cosa che in genere, cioè inusuale, perché in genere siamo sempre noi che chiediamo questa cosa. Qualcuno aveva proposto di incontrarlo e privatamente lui ha detto no, voglio incontrare tutti quanti, quindi un grande rispetto della persona del nostro vicario, che poi fondamentalmente è quello che gira nelle sedi italiane. Anzi, io, direttore, ho fatto una battuta, no? Quando ha chiesto un po' di quello che noi in provincia sentiamo, io ho detto guardi, la ringrazio per essere venuta, ma giri più spesso. Allora lì mi ha guardato un attimino, un po' sbarrando gli occhi, ho detto sì, perché forse si riescono a trovare anche i soldi per pulire le questure.
e lui è rimasto un attimino così. In effetti è vero, cioè, come diceva lei, poi le palle arrivano sempre al sindacato. Oggi Marangoni ha confermato quello che noi da tempo diciamo, che io da tempo dico da questi studi, cioè mancano 35.000 poliziotti, non si trovano mai in Italia i soldi per nuovi arredamenti. Ci sono questi passaggi dal servizio militare di 1 anno, 4 anni, e quindi la gente è già vecchia. Tant'è che la questura nuova con il personale vecchio non è stato criticato sotto questo aspetto. Ha promesso un nuovo arrivo, ma sarà una manciata di persone che arriveranno, che non saranno persone che arrivano dalla scuola e quindi diciamo francamente nuove, ma saranno persone che sono da anni, da 15-20 anni, che chiedono di venire a Pordenone per ritrovare la loro famiglia. E purtroppo Pordenone è una questura di arrivo e mai di partenza, questo abbiamo detto. Grazie a voi. Grazie Raffaele Padrone, segretario generale sicurezza UGL Friuli Venezia